Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, Forza Motorsport, ultima gara della categoria Production Rally. Andiamo. Dopo questa gara chiaramente ho sbloccato la serie, però ci sono altri 8 tracciati bonus da giocare. Però dopo questa gara io voglio andare in un'altra categoria per vedere nuove macchine e tutto. Ragazzi, su questa gara devo tenere per forza questa visuale perché altrimenti non riesco a fare niente. Cioè la gara proprio odiosa, la gara che odio, che mi fa bestemmiare in olandese antico. Dai. O così non ce la faccio, non capisco il perché sta gara mi sta così tanto in culo. Dai. Guarda quanto mi... Oh no, comincio a incazzarmi. In questa gara le macchine vanno il nonnuplo più veloce di me, boh. Dai concentration, sono solo 2 giri fortunatamente. Se quando dovevo fare 1000 giri qua mi viene da piangere, guarda. Bravo, come dai. Dai che siamo partiti abbastanza bene, abbastanza. Guarda che trenino, guarda come si ammazzano, guarda come si ammazzano. Occhio, occhio, guarda che grande, tutto a caso mi sta venendo. Sorpasso mondiale. Che come, raga. It's the best come in the world. Eccolo là. Clocked. Però stiamo guardando molto molto bene in questa gara. Ed è un evento per me. Non vedo l'ora di avere le macchine fighe, però ste qua sono belle ma sono lente, cioè voglia di proprio di fare incidentoni clamorosi. Solo il commendone sa fare in questi giochi. Questa curva è sempre pericolosa. Il primo è distante, il primus è distante purtroppo. Dai un bel errore, dai un bel errore. Ok, primo giro completato. Final lap. Andiamo un po' a funghi e si gode. No, no, ho sbagliato, sono coglione. Sono coglione, cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Al posto di cambiare la visuale ho schiacciato il flashback, sono coglione. Ho perso soldi per il cacchius. Che pippa, che pippa, che pippa. Dovremmo stare così, così riusciamo a combinare, adesso che magari c'è meno traffico. Dai, come. Ecco, hai visto? Sto merda. E il merda, fioi. E il merda mi ha superato. Chiaramente non ce l'ho con l'utente di questa macchina, ma ce l'ho con il computer. Meno male che basta anche al terzo posto, però che palle. Ecco. Dio Cristo! Dio Cristo, perché? No, vabbè, ora sono coglione, dai. Dai, madonna, sti flashback mi stanno sui maroni, però. Doveva superarmi, no, qua il mignottone. Niente, sta gara mi fa incazzare, cioè non c'è niente da fare, fioi. Non c'è niente da fare, mi fa incazzare peggio del solito, che già sono un pazzo, cioè. Che nervi, vabbè, terzi, dai.
Non sbagliano mai. Clot. Molto bene, molto bene. Meno male che sono molto indietro. Hanno fatto probabilmente incidenti, qualcosa dietro, perché insomma, ho veramente un bel vantaggio. È una cosa incredibile. Però arrivare terzi mi sta un po' sui maroni, sinceramente. Ma non vedo l'ora di finire sta gara. Scusate, ma penso di che non registrerò più qua in Australia, perché ho messo la macchina che qua ho fatto un salvataggio miracoloso. Mi sta troppo sui coglioni sta gara, mi sta troppo sul cazzo. Proprio è una gara. È una gara strafastidiosa. Occhio. Dai, frena, inchioda. Vai raga, lasciamo la categoria super mini. E noi abbiamo già questa macchina qua, però una pippa obesa. Cioè nel senso non mi esalta più di tanto. Allora, visto che mi piace un casino, volevo prendere questa, la Citroën DS3 Racing, anche perché ho l'obiettivo di avere tutte le macchine, quindi comunque me le devo comprare tutte. Quindi ci spariamo questa. Citroën, vediamo che ci sono livree più belle di questa, che però io amo il nero, amo l'arancio, cazzo, questa ragazzi può essere la macchina come indiana. Cioè, il mio colore è l'arancio e il nero. Vediamo. No, guarda qui. No, questa è della Bic, però è devastante. Guarda che figa! No, quella della Bic è troppo bella. Pazzesco. Certe sono veramente incredibili. Certe livree sono pazzesche. Vediamo, andiamo a sto punto. Andiamo con quella base, dai. Oh. Voglio quella base, voglio quella base. Ma che cazzo cambia? Non capisco, cioè. Ora questa è così, vediamo l'ultima. Questa dovrebbe essere quella. Ok. Buono. Perfetto. Vai. Altra macchina acquistata. Questa è figa perché arancia arancio e nero, cazzo. Adesso devo fare anche una livrea come indiana. Quando ho un po' di tempo ce la spariamo. Adesso facciamo anche una gara. Che bello. Questa è la classica e pura macchina come indiana. Super Mini! 8 gare rimaste. Prima gara. Indianapolis. Lo storico Indianapolis Motor Speedway Indianapolis. Indianapolis. Lasciamo ricominciare bene. Mi piacerebbe vincere questa, ma non arrivare terzo. Sarebbe anche positivo. Io sto sperando in qualche DLC magari per aumentare le piste, anche perché così ho meno probabilità di beccare quella australiana, perché veramente è una cosa, cioè non so, mi sta sui maroni, cioè un po' come su F1 l'India. Sono quelle gare che ti stanno sulle balle senza un perché, insomma. Questa invece è una gara che mi piace tanto, infatti peccato che non c'è più in Formula 1. Vai! Eccola qua, ancora della Bic era bella, comunque aveva poi tempo di cambiare le macchine, ce ne sono. Eccola qua in tutto il suo splendore. Guarda che pazza sta macchina. Vai. Speriamo di avere una macchina all'altezza della situazione e portare a casa. Sono 3 laps comunque, 3 laps. Vediamo come pompa sta macchina intanto. Però la livrea della Bic è devastante, che bella.
Certi veramente creano di quelle estetiche, cioè... Non so come, proprio come definirle, sono incredibili. E il Come vola, Caenia, Napoli, è una delle mie gare preferite. Certo che gli interni sono bellissimi, cioè, questo è il problema che ha Gran Turismo, che ha 10 macchine con un interno decente e 899.000 con la grafica ancora della PlayStation 2, cioè io non lo so, io non ho veramente parole per descrivere Gran Turismo, che era il mio gioco preferito, cazzo. Ciao bello. Buona sta macchina mi piace comunque. Comincio anche a averne abbastanza in garage, però mi mancano ancora le top fiore, super car. Pensavo c'è una Ferrari, però chiaramente ancora una Ferrari tranquilla. Se esistono Ferrari tranquille, perché anche la Ferrari più scarsa è comunque una macchina devastante. Adesso siamo primi tranquilli e si gode. Che carina che è sta macchina, fioi. Primo giro completato. Cerchiamo di non sbagliare e magari di fare anche un buon tempo. Anche se è impossibile, c'è gente che veramente fa giri senza un senso logico, come cazzo fanno. Proprio giri record d'antologia. Abbiamo già un buon vantaggio, bene, questa macchina mi sembra buona. Dai ragazzi. Chiaramente non fa della velocità la sua virtù principale, ma siamo con un super mini, quindi insomma chiaramente siamo ancora il primo alle prime categorie della carriera. No. Non sta andando a funghi. Ok, anche il secondo giro è andato. Gara comunque tranquilla. Come sapete ragazzi, questa serie ha il compito e lo scopo di illustrare un po' le macchine, vedere gli interni, la differenza tra una Ferrari e una Citroën per esempio, e rilassarsi, ecco, ci dobbiamo rilassare e anche cazzeggiare un po', perché dopo F1, MotoGP, insomma tutte quelle serie un po' più estreme, ho voglia di giocare un gioco di guida in maniera tranquilla. Diciamo comunque a Indianapolis a livello esperto massacro il computer, bene, poi è una macchina comunque forte. Adesso volevo prendere VRC, però il problema è che cioè, per quello per PC non lo compro, perché l'esperienza che ho avuto con i VRC per PC mi ha veramente fatto incazzare, perché questi micro scatti, micro robe fastidiosissimi proprio non esistono, cioè danno un fastidio incredibile. Insomma, quel PC che ho è vergognoso, e quello per 360 costa 60 euro e sinceramente spendere 60 euro per un gioco ormai di 360 non ho più coglioni. Se vediamo se lo trovo magari usato o offertone, potrei anche pensarci a fare una serie sul rally, visto che manca. Abbiamo fatto le moto, abbiamo fatto la Formula 1, abbiamo fatto le macchine da turismo, abbiamo fatto i camion, mancano le macchine da rally, ecco. No, perché devo schiacciare il tasto per sbaglio? Ma no, solo io posso fare i flashback così. Cioè, vedi ragazzi, anche quando si vince in maniera stramega incredibile, il comandante deve fare la stronzata, cioè se no non è tranquillo. Io non sono tranquillo senza le stronzate comandiane, cioè non c'è niente da fare. Oppete. Andiamo a vincere. Andiamo a vincere. Proprio vittoria tranquilla. Bene, per cominciare questa serie anche bene portare a casa subito una vittoria così tranquilla, ma Indianapolis, ripeto, un circuito che amo, quindi era abbastanza scontatus. Speriamo di non avere l'Australia, ma sicuramente c'è, visto che i circuiti sono pochi, me la beccherò sempre l'Australia.
E il Cube va a vincere. Ok. Abbiamo vinto. Devo fare lo sborone comendiano. Va buon, dai raga, prossimo video, altre 2 gare della categoria Super Mini. Raga, sotto il comandone. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.